Per quanto riguarda la partita di stasera, buona partita. Siamo stati sfortunati all'inizio, loro alla loro prima azione hanno fatto subito gol, ma noi abbiamo poi ripreso il possesso della partita, abbiamo giocato come sappiamo e l'abbiamo fatta nostra. Devo dire che forse addirittura il risultato potrebbe essere considerato anche bugiardo, considerando tutte le occasioni che abbiamo avuto. Per quanto riguarda invece questo testa a testa col Cotton Club? E il testa a testa col Cotton è una cosa che mi inorgoglisce perché, insomma, sapere di stare lì davanti insieme a loro, che sono una squadra da alcuni anni in maniera indiscussa la più forte della Serie A, della Lega Calciotto, devo dire che mi dà veramente grosso, ripeto, onore essere lì e combattere insieme a loro, ma mi dà anche grandi stimoli per poter andare avanti sempre nel miglior modo possibile. Noi cerchiamo di curare tutti i dettagli. Stasera ha esordito un altro ragazzo che ha insomma una discreta storia, anche se molto giovane, che è Cedric. E devo dire che insomma questo testa a testa è avvincente, credo che lo sarà fino alla fine del campionato. Noi non dobbiamo sottovalutare nessuna partita e nessun avversario perché comunque, così come è successo questa sera, le squadre sono veramente tutte molto forti e molto competitive. Non vanno prese sott'occhio, ma io confido molto nel mister Massimiliano Ferretti perché lui è uno che non lascia niente al caso, che si studia tutte le partite, si studia settimana per settimana tutti gli avversari e poi alla fine i risultati alla lunga si vedono.